Assessore Brugioni, manca poco per l'inaugurazione della seconda edizione del Conegliano River Festival. Che cosa ci aspetta quest'anno e che cosa avete ideato di nuovo? Ma sì, venerdì ormai è alle porte, venerdì 22 maggio alle ore 20 inauguriamo il Conegliano River Festival nella seconda edizione. Qual è la novità? Quest'anno abbiamo curato davvero una zona di Conegliano che secondo noi è molto bella, è invitante, a ridosso del centro e in mezzo al verde. Quindi noi avremo 7 casette che ci delizieranno col food, tanta musica durante le serate e poi dei workshop dedicati ai bambini e abbiamo chiamato il Kids Conegliano Festival, River Festival. Cosa dire? È una seconda edizione molto attesa perché la prima edizione è stata un'edizione davvero interessante, ha avuto una partecipazione che è andata al di sopra delle nostre aspettative e quest'anno tanta gente ci ha chiesto di riproporlo, per cui noi confidiamo di poter dedicare questo luogo che abbiamo davvero incorniciato nel pieno centro della città e dedicarlo alle famiglie, ai giovani, ai bambini che vorranno passare delle serene serate nel cuore del nostro bellissimo Conegliano. Durante la conferenza stampa di presentazione avete sottolineato che la scelta musicale è stata fatta nel rispetto del luogo sacro e dei residenti, corretto? Assolutamente sì, abbiamo scelto della musica che potesse innanzitutto rispettare il luogo sacro che è vicino, praticamente San Martino ci ospita, e poi i residenti, perché la voglia dell'amministrazione comunale è quello di dare vita e rendere viva Conegliano, ma senza disturbare chi l'abita o chi va in chiesa per dedicare le sue preghiere a chi dall'alto ci sorveglia. È una zona bellissima, quindi confidiamo sul fatto che tutto questo possa lasciare solo dei bei sorrisi e dei bei ricordi.